quindi questa curva qua non ci deve stare mai, sempre per la schiena dritta e vado giù, ok? Vai, 10, al lato del più piedi ripassi, ok, via, 3, ok, 4, controlla sempre la schiena, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, poi rimango giù a terra e da qui mettete le mani qua dentro, aprite bene la schiena un attimo, allungate bene, spostatevi destra sinistra, sentite bene le caviglie e poi da qui una mano appoggia a terra e l'altra ruota e guardo su, guardate la mano su, va e rotate, via, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso da qui camminate in avanti, vi mettete in questa posizione e poi fate questo esercizio. Un piede lo portate vicino alla mano, di fianco alla mano, laterale, perfetto. Poi gomito dallo stesso lato, scendo giù e ruoto su. Poi camminate senza appoggiare il ginocchio, quindi vado giù, vado su e cambio, via, 3, via, dinamici, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 9, rimanete qui e li mettete in questo modo, vi mettete seduti sopra i talloni, ginocchia appoggiate a terra, no? Dita appoggiate, ok, così. Da qui facciamo l'onda, quindi l'esercizio è fatto in questo modo, parto da questa posizione, da qui distendo le gambe, appoggio i talloni a terra e spingo con le braccia, quindi rimango in questa posizione, poi curva rotonda, vado avanti, in arco e ritorno giù. Non devo spostare le mani, quindi da qui spingo dietro, vado su, spingo bene con le mani dietro, talloni, quindi spingi qua, sulla destra, ok, poi da qui faccio fermo, non piegare le gambe, le braccia, curva rotonda e poi in H, su, oh, vai, indietro, distendete le gambe, talloni a terra, spingi qua, sulla testa, Anna. Ok, poi curva rotonda, non spostarti. Dovete sentire questa cosa, deve scoppiare la schiena. Mi scoppia tutto perfetto. Da qui dovete sentire questa cosa. Prima cosa spingo dietro, quindi dovete girare tutto qua dietro. Ok, poi senza spostare le mani mi imbobisco con la schiena e apro e ritorno. Ok? Poi in piedi, questo 5 volte noi facciamo, quindi 10, 10, 10, 5, skip, vai, forza calciata, vai, vedete le braccia, e poi jumping jack, vai, ok. E stop, bene, ripartiamo il giro, 2 volte questo giro, vai, squat, facciamone solo 5, braccia sulla testa, scendo giù e torno su, via, 1, no, apri qua, ok, scendi col culo indietro, tendo la schiena, vai, qua, culo indietro, vai, la tua andava molto bene, sì, perfetto, 3, 4, no basta finire, se no fai mezz'ora di video. Stop, okay. Lì il ginocchio un pochetto più avanti e le gambe un pochetto più piegate, bravissima, perfetto. I piedi rimangono incollati, ok? Da qui l'esercizio va fatto con la chiappa messa per terra, quindi cosa faccio? Piedi incollati, spingo con questo ginocchio a terra, vado su, porto il bacino in avanti e apro l'altra, bacino in avanti Anna, guarda, vai, su, e poi torno giù.
e via. Oh, su, 2 e torno, via. 3 e torno, via. 4, vai, spingi a terra. 5, su, molto bene. 6, l'altra mano al fianco. 7 e torno. 8 e torno. 9 e torno. 10 e torno. Cambio. Dall'altra parte. Su, vai. No, queste stanno troppo tutte le di qua. Ok, vai, su e porta il bacino in avanti, questo qua. Ah, ok, via. 10. Ok, quindi è andato il bacino in avanti, vai. No, non la pancia. Non spanciaccoci. Perché se no inacchi tutta la schiena, fai tutta la schiena. Tieni forte gli addominali. Spingi con questo ginocchio, poi questo strizza la chiappa e va qui, ok? Non spanciare, vai, 10, contate? Butta il bacino in avanti, se va, stai tutto il culo all'indietro, stai con tutto il culo all'indietro, su. Vai! La respirazione la fa giusta? La respirazione la fa giusta? La respirazione adesso su questo non mi interessa, tanto è il cielo. Respirazione non importa. Ok, fermi. Toglietela. Bene, adesso facciamo piegamenti. Piegamenti a terra. Naturalmente il mio consiglio è che lo fate con le ginocchia appoggiate a terra. Non lo fate così, perché così non c'ha senso, ok? Strizzate le chiappette, le mani stanno sotto alle spalle e quando vado giù, tutto il corpo va giù insieme, petto a terra, gomiti stretti, quindi non questo, ma andate giù, non inarcare la schiena, non stai tenendo per niente la schiena qui, tieni forti gli addominali. Quello che succede quando io vado giù è questo, da qui, vedete, chiappe strette, tengo forte gli addominali, prendo aria, vado giù, quando torno su, fuori. Tutto insieme scende, tutto insieme sale, via, andiamo, non inarcare la schiena, tieni forte gli addominali, vai, giù. E su, tieni forte qui, strizza queste, brava, vai giù tutti insieme, tieni giù, vai, ok, gomiti stretti, allontana le spalle, vai con i gomiti, tieni qua, lo stai tenendo più qua, e qui è morbido, tieni, contrai forte, ok, vai giù, e tu, vai, tutti insieme, via, su, no, vai giù, perfetto, stop, ok. Queste fasce elastiche invece le usate per fare il rematore, quindi questo me mettete così, ok? Non mettetelo bene in mezzo alle scarpe perché sennò ve lo tirate sulla faccia, prendete qua giù basso, ok? Piegate leggermente anche, bella schiena dritta, vi faccio vedere laterale, un attimo. Perché è importante posizionarsi bene, non dobbiamo fare questo, quindi non dobbiamo andare all'indietro, ma le spalle stanno basse, schiena dritta, io prendo più in basso, prendi più in basso, più vicino, accorcia la corda, purtroppo hai fatto andare più su, ok, ragazzi guardate, non sto così, spalle lontane, le scapole dietro, belle basse, ok, poi da qui gomito stretto, tiro, non devo buttarmi indietro con la schiena, quindi non fate questo, perché se no questo non serve a niente, state lavorando con la schiena, voi non fate niente con i dorsali, ok, voi dovete lavorare con questi muscoli qui, quindi quando state qui fate questo, tiro,
spalle lontane, gomiti più stretti e ritorno. Immaginate come se l'avambraccio fa questo movimento dritto a tirare verso dietro, quindi non devo fare questo e soprattutto non devo fare questo con la schiena, ma schiena dritta, spalle basse, vai, tiro, vai e vai, gomiti stretti e attivami bene la schiena. Qua, bravissima, vai, tiro qua e torno, tiro, oh, così, buono, questo, qua, tira gomito stretto, via, andiamo, tira gomito stretto, oh, via, non andare troppo in basso con le mani, Anna, qui, e apri bene qua dietro, devi sentire queste scapole che si avvicinano dietro, tengo, vai, vai, stop. Ok, l'ultimo esercizio che facciamo in piedi, questo non ci serve. Se avete un pesetto, tu Anna lo fai senza niente, tu se hai 5 kg lo fai con 5 kg, ok? E 20 secondi di isometria in affondo. Finita? Qui. Ok, vi mettete in questo modo. Ginocchio sopra la punta del piede e fermi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio gamma. Subito. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non fate in apnea. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, stop. Primo giro andato, ripartiamo. Fascetta, strizzo lo schiaffetto e vado su. Quindi i primi esercizi ci servono per scaldarci in generale. Ok, cosa che vedevo, cioè facciamo i dinamici, dobbiamo cercare di aumentare il più possibile la mobilità, ok, poi facciamo questi che ci allenano questa parte qua e alleniamo anche la parte sopra, ok, e poi dopo si parte ai balzi e la forza. Ripartiamo, vai, giù, non pensate che va male, significa che va bene. Significa che siete deboli e dovete spingere di più. Togliete. Piegamenti. Facciamoli bene. Se va una decina almeno. Anna, tu se me ne fai 6, vabbè. 6 fatte bene, Vai giù e su, via. C'è un salto categoria ma c'è un mese di differenza. Ah, ok, niente quindi. Ma perché tu sei nata adesso a dicembre? No. Gennaio. Ah, pure tu? No! Lo stesso giorno. Noi il 26. E dai! Ma allora si va lì, eccoci! Ok. Attento! Blocca l'addominale. Oh! Non so Non guarda capace. avanti, Anna, guarda sempre per terra, guarda tra le mani, lì, ok, vai giù e torni su, via! Ok. Rematore. Anche questa è una decina, ok? Ok, schiena dritta, bloccate le scapole così, quindi tirate verso il basso, spalle sempre lontane, tiro dietro con i gomiti stretti e mollo. Quando mollo posso anche allungarla la schiena in avanti, poi quando riparto però devo sentire questa roba, esatto. Non tirare con i bicipiti, questi tirano solo questi muscoli qua dietro, esatto. Ok, bene, vai, andiamo, 10. Apri bene, passa. Ok, attenta, hai tirato sempre con le mani su. Se fai questo è più facile perché dopo utilizzi questo muscolo, invece tu questo lo usi. Qui,
tira qua dietro, le mani non devono andare verso l'alto, dritti. Sì, e tira con i gomiti dietro. Tu devi pensare i gomiti che tirano qua. Vai, gomiti che tirano qua. Ah, bene. Gomiti che tirano qua. Qui, gomitata dietro, ok. Lascia qui giù. Gomitata dietro. Gomitata dietro. Stretto, vai. Andiamo, apri, 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 apri. Su. Oh. Sì. Ok. Bene, andiamo con l'affondi, tenuta. 20 secondi. Pronti? Giù. 1, 2, 3, Posso tenere? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, stop. Bene. Questa cosa va fatta per 3 volte, quindi il primo circuito, adesso tu probabilmente non so se lo farai a casa, ok? Però se ti capita, io lo mando, dando il programma, lo mando a Paolo, lo mando a Seba, quindi se ti capita lo puoi pure fare. Tanto tu anche senza pesi va bene lo stesso, ok? Quando lo fate 3 minuti di riscaldamento, 2 volte il primo circuito proprio esercizi generali di riscaldamento di mobilità, 3 volte questo, perché questo ci allena, oltre che quell'isometria all'inizio che è importante, ci allena tutta la parte del core, quindi tutta questa parte qua degli addominali, ok? Che sono molto importanti. Poi partiamo con i balzi. Balzi che facciamo, quali sono? Primo balzo, messo qua. Primo balzo che si fa è il pogo jump. Il pogo jump sono Il i saltelli. Pogo. Pogo come quando ai concerti si poga. Il primo salto che facciamo sono i pogo jump, come vi ho detto, purtroppo non me lo posso far vedere io con tutte e due, se fanno tutte e due, però io ve lo faccio vedere con una gamba, poi dopo voi lo fate. Semplicemente sono dei saltelli con le gambe quasi completamente tese, comunque si ammortizza proprio il minimo indispensabile, tutto con la caviglia si lavora, quindi il lavoro è questo, gamba tesa e la caviglia che fa questo. Dà lo schiaffo per terra e parte, ok? Quindi voi con 2 lo fate, mani ai fianchi, ok? E lo fate per 15, ok? Prego, vedete qua. Il leggero, oh mamma mia, vedete inciampavi. Il leggero avanzamento, quindi ok? Andiamo, vai. Troppo rapidi. Ok, bene, tornate indietro. No, tornate indietro camminando. Allora, Anna, gambe troppo larghe, non c'ha senso. Non c'ha senso che fai così. Ok, stai così. Ma questo è fuori. Guardali. Guarda quello bianco come sta appiccicato. Invece se va bene, però dai una bella spinta, ok? Cioè non farlo leggerino, cerca sempre di schiaffo, pum, pum, pum. Ok? Di nuovo, seconda serie. Su. Tornate indietro. Piedi a martello, ragazzi. Cioè, quando io sto saltando i piedi tornano a martello, non rimanete così. Con la punta in basso, il piede fa questo.
che se no non riesco a dare la botta per terra, rimango sempre con una cosa molleggiata. Tu Anna devi stare attenta perché tu stai saltando così, c'hai i piedi che ti vanno lì dentro, i piedi stanno dritti, ok? Quindi li metti più vicini che, perfetto, non ti allontani più di questo, dritti sotto di te, ok? Che così fai, fai proprio le ginocchia e i piedi che ti cascano in questo modo, quindi sta attenta. Tornate su, queste sono solo 2 serie, quando dovete fare allenamento, però adesso la rifacciamo. Quando andate su, piede a martello, boom, ok? Tirate sulla punta, vai, ok, bravi, top, benissimo, tornate indietro. Oh, tu ti stai scaldando? Sì, adesso arrivo perché deve essere differenti. Sono diffidenti? Sì, devo dire un po'. Può darsi, Bene, poi salti in basso. Salti in basso, a casa ci avrai qualche cosa per saltare, un divano, un tavolo. Salite qui sopra. Partiamo da qui, ok? Quindi l'altezza non deve essere, anche perché se non siete abituati non dobbiamo partire. Passate qua, buttate qua. No, girate verso di qua. Ok. Metti un piede fuori, in piede, caschi giù, ammortizzi e poi ritorni in piedi, con tutte e due. Giù, no, senza saltare. Vai giù, ammortizzi, rimani un attimo basso e poi ti alzi. Vai giù, caschi, e brutto ammortizzamento, vai. Quando ammortizzo ragazzi vado giù, tutti i piedi bene appoggiati, vai, giù e ok. Non mi guardate a me, non mi guardate a me, state concentrati. Ok, braccio avanti. Giù, esatto. Ok, rimanici un attimo. Vai. Ok, tendo le ginocchia, non ne manda una verso l'altra. Benissimo. Ok, meglio, sì. Cambiate anche il piede che esce fuori, perché se no. Ok. Bene in mezzo, ok. Ok. Bene, fermi. Basta. Riposate. Queste sono 2 serie da 6 balzi in basso. Non fateli velocemente, i salti in basso sono molto importanti, ok? Naturalmente questo è basso per voi, può essere basso, però siccome non siete abituati neanche a farlo, se io vi metto di più vi fracassate i tendini, ok? Quindi i salti in basso sono impegnativi e quindi bisogna andare in modo progressivo, mano a mano che li fate, e poi dopo se può pensare a aumentare anche l'altezza, ok? Riparti. Ok, bene. E attendo i piedi troppo vicini, dai, un po' più là. Sì. Ok. Provate a fare una cosa, vai, sali sopra, andate giù e bloccatevi in squat, cioè non continuate a scendere ma andate giù, boom, blocco, rimango fermo e poi mi rialzo. Benissimo. No, troppo lento, è andato giù e continuate a fare così e poi ti sei fermato, invece devi fare questo. Boom, deciso, vai. Benissimo. Ancora meglio, voi fate meglio. Vai giù, te pieghi veloce, boom, blocchi, ok. Oh, meglio, strameglio, l'ultima, dai. Ok, tu puoi scendere un pochettino di più. Meglio.
Vai. Tu mi sa che sei partito tu, vero? E vabbè, fai l'ultimo. Perfetto, ok. Poi skate jump, skate squat jump. Vale senza passo centrale. Quindi adesso qui Sì. sei più rapido o più alto? Tutte e due. Rapido. Oh, oh. Ok. Sto andando La cosa ora che mi importante, scivola. la cosa importante è piatte. questa. No, non ti scivola. La cosa importante è questa. Non bisogna fare un salto. Quindi non bisogna fare questo. Perché sennò questo niente, è un passo, ok? Non serve a niente. Dovete ammortizzare e nel momento in cui ammortizzo riparto con salto e quando atterro di là ammortizzo e riparto col salto. Quando riparto col salto, quindi nel momento più basso, dovete pensare, metterci più velocità possibile a ripartire. Quello deve essere l'unico obiettivo, perché se no non c'ha senso niente. Se voi state concentrati solamente a fare, non serve a niente, ok? Se fate sta roba non serve a niente, deve essere un balzo, quindi boom, boom, veloce, appena atterro, boom, devo ripensare di ripartire più veloce che posso. 10, quindi 5 e 5, vai. Fatemelo una volta. Su, 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 più basso. Bella lentezza. Vai. Che lentezza. Io. Tu stai andando solo laterale, salta di più in alto. Su, oh, veloce, veloce, veloce. Fermo. Quando spingete non dovete tirarla prima il piede del culo. Quando pattinate non pattinate così. Cioè spero che non pattinate così. Pattinate così e state perdendo grossa parte della spinta. Quando si spinge è questo. Ok, io quando faccio faccio questo. Culo e il piede appoggia sotto. Ok? Se io faccio questo, culo rimane qua. Quello è appoggiato, ci devo riandare sopra dopo e tanto tempo perso. Quindi anche in questo caso quando faccio questo esercizio è salto, salto, quindi spingo, sposto tutto il culo, atterro, boom, veloci, porca vaccona siete durumache, veloci, boom, boom, le molle dovete averci sotto, vai! Dai! Tra l'altro un piede spinge di meno, vai, continua, su, su, andiamo, andiamo, so, non ti preoccupare, si sposta. Vedi come sposta il piede prima? Visto? Hai visto come sposta il piede prima? Lei? Fai questo tu Anna. Tu Anna... Sì, dentro il giubbotto. Tu Anna fai questo. Tu fai questo ma tanto. Cioè, la forza ce l'hai pure per ripartire veloce. Ma purtroppo fai questo. Quindi è tutti i passi che butti là il piede là in avanti. Invece questo devi pensare fare. Appoggio, quando riparti, questo, cioè il piede ti rimane sempre quasi sotto di te. È l'ultima, appoggia alla fine, dopo che hai spostato tutto. Ok? Oh! E che facciamo? Passa 2 anni e mezzo tra un salto e l'altro. Andiamo! Vinci con ste zampine! Zampine. Lentissimo! Ma pare che, guarda, ti assicuro che non si rompe il pavimento, te l'assicuro. Spingi forte! Guarda, adesso fai questa cosa. Fai dei balzi unici. Cioè, tu fai questa roba qui. Anche tu. E qua. Io? Lascialo, sì. Ah, no, non capisco. Balzo unico laterale. Cioè, fate questo adesso. Da qui.
tirate su la gamba quella che deve lavorare, ok? Casco, spingo laterale e fine, ok? Guardate, tiro su, ok? Poi qua ti arrivo tutti e due Ti arrivo uno e dopo te risistenti. Fate questo. Non so se avete visto la velocità. No, ok, vai di là, ok, va bene. Sì, vai di là. Vado. Ok, appena appoggio, pum! Parto e vado. Vai, prego, rifatelo voi. Ok, più basso. Vai, continua. Dai! Vai! Di nuovo! Ehi là! Ciao! Buon anno! Continuate, tranquilli. Le chiavi le hai messe tu? Ciao, lui. 5 e 5, esplosivi ragazzi. Meglio, ma mamma mia, che fatica. Uno, Ho fatto essere veloce, dai, vai laterale. Ok. uno di qua, uno di qua, Che dico, se deve tornare al peso di su. Non spinge il piede alla fine. Vai. Bello sto tip tap. Vai. Ti piedi. Con quale piede vuoi fare? Questo spinge. Ok, allora lo tiri su. Boom. E vai laterale in là. No. Tiri su quest'altro. Ti piedi. No, troppi passetti. Uno. Se vuoi fare con questo che va di là, ti piedi, tiri su, appoggi, spingo, ti piedi. No! Dove vuoi andare? Qua o di là? Perfetto, vai giù, tira sulla gamba destra. Caschi, appoggi, spingi. Non andare laterale, sotto di te. Bravissima. Non girare le spalle. Questo va di là per primo. Vieni qua. Dai, ci stai. Ma quello che tiri su spinge. Dopo tu dovevi venire. Dopo dovevi venire. Alle 5:15. Aspetti qui. No, se no le faccio fare con loro, che gli fa? Eccolo, sì! Non girare le spalle, guarda mai. Vai. Sì. Meglio. Vai, continua. Sì. Quello da guardare. Non mi ricordo. Dai, guardi qui. E dai, casca giù. Casca. E poi spingi. Meglio. Di qua, vai. Ok, basta. Ok. Fatica, molta fatica. Molta fatica perché avete proprio difficoltà nel velocizzare la vostra spinta. Lumaconi. Ok, ultimo esercizio, squat jump. Ok, mani ai fianchi, semplice, vado giù veloce, le ginocchia non devono fare questo, vado giù veloce, vado su in alto, più in alto che posso. Ok, sono 6 salti singoli, quindi io faccio salto, atterro, mi fermo, riparto. Vai. Perfetto. Vai, anche tu, guarda. Te storci tutto. Fermo. Assettati prima di partire. Ti metti lì, dritto. Quando vai giù devi sentire che tutto il peso va su tutti e due i piedi nello stesso modo. Hai fatto 3 salti hai fatto così. Ok? E probabilmente questo è anche il motivo per cui ti storci quando parti. Probabilmente questa gamba qua o è più debole oppure c'è qualche cosa, quindi tu devi pensare di assettarti bene e devi sentire questo. Il peso va in mezzo e poi spingi su. Vai. Meglio. Vai. 6. Su.
Su. Pum pum. Dai, su. Su. Stop, recupero. No. Così è parkour. Molto facile. Si salta per due. Ah, quei due, ok. Quindi è questo. Arrivo, faccio questo. E vado. Vai, ce la fai. 11. Vai! Fatto! Bravo. Lo fai anche da fermo. Vai, lo fai. Oh! Basta, sposta. Andiamo, vai, riprovo. Allora ragazzi, prendete il tappetino voi. Io lo faccio anch'io. Vedo. Su. Bravo. Che fai? Ci sei. Su. Bravo. Ok, prendo sopra. Lasciali là dentro. Eccolo, easy proprio, quello attendi, quando vai a fare sopra. Tu ricordati che non ti puoi fare. Sento, al massimo parto un po' qui. Prova a metterne uno sopra, uno. Ok? Uno. Cioè tu con l'idea di metterne uno. Poi dopo ti viene il secondo. Dopo, come primo step, prova a metterne uno. Però hai saltato, no, devi sempre saltare con tutti e due e mettermi sopra uno. Perché così se no salti con uno. Come ancora? Aspetta, Stai facendo? devo riuscire a fare ce la fai. Salto con due e doppio. Agile. Ce la fai, Ce la fai. Eccola. E è solamente la paura e la paura ti fa questo, Anna. Tu devi pensare di fare questa cosa qui, guarda. Quando arrivi devi pensare di fare questo veloce. Cioè tiri su e viene a martello. Quindi è questa cosa qui che devi fare. Questa, arrivi, sulle ginocchia, al petto, sui piedi verso l'alto. Ce la fai, la prossima ce la fai, vai. L'ultima, via. Ok ragazzi. Chi è arrivato? Allora. Sì, prendi freddo? Benissimo. Oh, in piedi si inizia, Allora prendi il tappetino. Sui piedi! Dai, c'eri! Ma salti tanto, salti. Sì, ce l'hai. Prima non saltavi le prime due. Ce l'hai. Allora prendi il tappetino. Oh! Dai, butta sopra i piedi. Butta sopra! No, paura! Ok, fa squat, si fa in questo modo. Il bilanciere lo prendiamo e lo appoggiamo sui muscoli delle spalle. Ok, quindi il front squat si può fare pure tenendo le braccia così. Si tiene così perché in realtà abbiamo un pochino più di sostegno, ok? Però ci vuole che uno ha dei bei, cioè ci vuole che uno ha una bella mobilità del polso e della spalla, ok? Se no si può tenere anche così il bilanciere, perché va appoggiato non sulle clavicole, quindi non su quest'osso qui, perché se no mi fa male, voi siete tutti e due molto secchi, quindi appena l'appoggiate qui sulle clavicole vi fa un male cane, ok? Invece va appoggiato con i gomiti alti sulla zona del deltoide, quindi questo muscoletto qui della spalla, ok? E una volta che ho questa bella posizione, sempre piedi aperti, prendo aria cercando di gonfiare la pancia, scendo, gomiti su e salgo. E salgo, ok? Proviamo. Ragazzi, fatto fondi laterali? No. Skip. Mettiti bene al centro. Così. Vai. Appoggi. Qui. No. Tu non devi pensare, le mani stanno fuori dalle spalle. Appoggialo qui. Sui gomiti. Su. Ok. Perfetto, fermo qui. Oh.
apri le punte, apri i piedi, in più, più larghi. Stai tutto storto, aprimi questo Vai, piede. vai, ancora, Perfetto, qua, apri. siete stanchi. Su, ok. Manda, prendi aria, culo indietro e scendi. E su, culo indietro e scendi. Su i gomiti. Bravo, vai, culo indietro. Fuori aria quando sali. Culo indietro, su. Andiamo, tieni qua su. Tieni alto qui, giù, su. Tieni alto. Già quanti? 20. Sì, 20. Oh Tedda, prendi il tappetino. 20 kg. Quanto è? 20? 20 kg. Così? No? Troppo là. Allora, tu mettiti con le spalle sotto perché almeno capisci bene. Perché Poi sotto ferma qua, non sollevare. Questo sta qua. Quindi senti questa pagnottella qui è dove deve stare appoggiato il bilanciere. Perfetto, da qui stacca e vai su. Perfetto. Ok, vieni indietro, guarda avanti. Perfetto, apri i piedi, punta aperta, apri di più il sinistro, la punta aperta il sinistro, ok. Gomiti alti, prendi aria, scendi, manda il culo indietro e torna su. Culo indietro, se non ce la fai, butta sui gomiti. Non ti andare indietro con la schiena, vai, giù e su. Andiamo, giù e su, no, culo indietro, scendi. Vai, scendi, gomiti alti, ferma. Adesso prima un manico di scopa, vai, rifallo tu. Ma che stai facendo? Dove questo sport così basso? Così alto, Oh, sentite come era pronto? Ce l'ha detto Vane. Io spacco la face. Chi è che ha detto? Aurora. Oh ragazzi, ma vai a spia. No. No, stai avanti, tira sui gomiti. Quando scendi, tira sui gomiti. Devono stare all'altezza delle spalle i gomiti. Tutto storto, stai. Tutto storto. Guarda avanti. Va. Tira sui gomiti. Tira su. Ok, scendi. Su. Questi piedi larghi. Apri la punta questa. Scendi col culo indietro. Sì, E su fuori aria. Gomiti alti all'altezza. Gomiti alti. Vai, vieni. Giù. Su. Non fare veloci. Mamma mia che bravi. Fai questa cosa che sto facendo io e fai scuola. 10 per campo, 10 totali, scusate. Allunga. Poi sì. Allunga le braccia e le mani. Vai, sì. Così. Ok. Perfetto. Quindi qui. Ok, le mani non devono scendere perché sennò ti casca. Quindi qui. Ok? Tieni la puntata qui. Scendi sforzo. No, più giù. Prendi aria. Non devi tirare sui talloni mai nella vita. Tutto il piede appoggiato a terra. Vai giù e torni su, hai tirato sul tallone. E fate 20 jumping jack. Bene, non andare veloce, non serve. Vai giù controllata, prendi aria, fai. E su. Perfetto, vai. E su, perfetto. Perfetto, non andare veloce, non molleggiare. Giù, controllo, su. Allora fate tutto? Lo giri? Sì. Di nuovo, altre 3. Ok, bene. Partiamo con il plank. Ok. Con i gomiti, vi do il tempo io. Stop! 30 secondi era, oh. Ok. Apri. Diciamo che era bravo. Di più. Adesso. Di
più, no le punte, i piedi proprio. L'hanno detto. Oppure indietro, scendi giù, controlla e su. Guarda dove è andato. C'è Paolo. Sì. Sono i ieri. Ok, quando vai indietro, parti subito che vai col culo indietro, vai. Chi è uno Su, responsabile? controlla. Fino da un mese e mezzo. Andiamo, buono. Non mi sono fatto. Su. Guarda quello che ti sta storto. Va bene. Vieni. Quindi avrebbe Su, detto. bravo, i gomiti all'altezza delle spalle, ok? Io devo tenerli sempre così. Da qui scendo e salgo, ok? Bravo. Io faccio spront e qua faccio Front, suono. Non tirare su ancora. Metti di sotto, appoggia le spalle. No, le mani come facevi prima. Lo so che è scomodo. Ok, perfetta, fermati. Stai appoggiando le spalle, bene. L'unica cosa che devi fare adesso è questa. Non tirare su. E appoggia. Non lanciare, ok. Appoggia le spalle qui sotto. Perfetto. L'unica cosa che devi fare, avvicina queste qui. Perfetto. Guarda, stai con le spalle. Brava, non tirare su ancora. Ottimo, adesso tira su. Perfetto, vai indietro. Tieni qua i gomiti. Ok? Benissimo. Scendi col culo indietro e torna su. Bravissima. Prendi aria. Scendi col culo indietro e torna su. Stai scendendo coi gomiti. Ritorna qua. Prendi aria. Gomiti alti e torna su. Andiamo, ci sei. Gomiti alti e torna su. No, non scendere. Gomiti alti, qua. Anche quando vai giù. Gomiti alti. Brava. Dai. Bene. Dov'è che stai soffrendo di più? Cioè che è che ti fa male? Le gambe? Ok. Se le gambe a posto. Sono un cuscinetto per il bilanciere. L'unico cuscinetto per il bilanciere è questo. Da qui, gomiti. Tieni i gomiti sempre a questa altezza. Tira sul bilanciere e fai un passo indietro. Fermati. Apri. Guarda come ci do io. Apri. Di più. Apri la punta di questo piede. Perfetto. Dritto. Tieni qua. Scendi col culo indietro, torni su. Benissimo, tieni i gomiti qua, Vai da solo. Su. Bravissimo, è buono. Tieni i gomiti qua. Sì, buono, tienili qua. Su i gomiti. Bravo, andiamo. Su, ti stai storcendo tutto, fermati, controlla. Vai, culo indietro, su. Un'altra. Perfetto, arrivo. Giù. E stop. Ok, molto bene. Adesso ci prepariamo per fare gli stacchi. Ok? Sono 50 secondi, sempre quella cosa, sono 5 serie. Ok? 50 e 50. Quando faccio gli stacchi, i piedi sono dritti, non sono con le punte aperte. Sono sotto le vostre anche, quindi non è così, ma è sotto le vostre anche. Piedi dritti. Il bilanciere va fatto per passare sempre vicino alle gambe. Ok? Le gambe si piegano il minimo indispensabile. Quello che succede è che lavoro con la parte dietro delle gambe. Quindi io quello che faccio è questo. Quando parto, culo va indietro, questo scorre qui, vado giù, schiena, guardate come sta, e torno su, vado giù, culo indietro, scendo, su, ok? Se non tengo la schiena mi faccio male, quindi questa cosa mai nella vita, perché se no vi fate male, e non vi fate male adesso che siete 20 kg, ma quando ce ne avete 100 vi fate tanto male, ok? Quindi questo la schiena fa questa cosa e tiene sempre, ok?
dritti. Elisa, se tieni a me non c'è arrivare. Allora, prendi aria, comincia a mandare indietro il culo. Piega leggermente. No, mamma mia, guarda per terra, guarda per terra. Apri qua, adesso riparti su e tira col culo. Parte finale questo, vai, giù. Prendi aria. No, sei passato troppo lontano, guarda per terra. Apri qua e poi torna su, vai. Guarda per terra, sullo stacco non è lo squat. Sullo stacco la testa si segue la schiena. Quindi io non faccio lo stacco così. Oh, bravo, e torna su. Attento. Questa roba, sempre, vai. Prendi aria. Torna su. Non staccare il bilanciere dalle cosce. Questo non esiste. Questo è. Va. Vicino le cosce. Comincia a mandare culo indietro, culo indietro, culo indietro. E poi torna su. Non mandi il culo indietro. Vai. Su. Culo indietro. Adesso piega le ginocchia. Torna su. Vale. No, continua. Oh, e torna su. Di nuovo. Culo indietro. E su, le braccia morbide, le braccia non tirano mai sullo stacco. Lascia, vai lo giù. Lascialo per terra. Questa serie? Sì, lo so, io gusto. Fatto passare vicino alle cosce. Metti le mani più vicine. Ok, perfetto. Vai giù, bilanciere che passa sulle cosce e comincia a mandare indietro il sedere, vai, adesso vai giù, guarda per terra e torni su. No, anche troppo sei scesa, non farlo veloce, anche quando riparti. Vai, cominciamo a scendere, manda il culo indietro, ferma, piano, vai, segui a me. Ok, 1, 2, 3, 4, ferma, torni su, vai, 1, 2, 3, 4, torni su, bene, 1, 2, 3, 4, torni su, non averci fretta, 1, 2, 3, 4, torni su, attento alla schiena, piegano troppo le gambe, vai, piega meno le gambe, torni su, ti stai piegando troppo, vai, scendi, culo indietro, no vai, questo fa più difficile, vai, giù, culo indietro, culo indietro, no troppo in basso, riprova, culo rimane più alto, vai giù, vai, eccolo, passa passare vicino, torna su, stop, passa, vedete, no, vai, va. Le braccia lunghe, torna su. Il culo, deve mandarlo su verso l'alto, verso sinistra. Torna su. Ok, meglio. Vai, passare vicino, culo, e torna su. Non averci fretta di stendere le gambe. Il bilanciere segue il movimento delle gambe, vai su col bilanciere. E chiudilo. Easy, voi, non state facendo per niente. Schiena, torna su. Di nuovo. Su. Guarda per terra, torna su. E qua incastra. Strizza le chiappe. Apri, torna su. Non guarda per terra. Non guarda avanti. Scendi con la schiena che segue il movimento. Apri qui, apri, su. Lascia sta testa. Scendi giù, schiena, torni su. Oh, è che io mica posso stare così tutto il tempo. Vai, scendi. Su. Devi farlo da solo, forza, senti questa cosa. Vai. E tu. Perfetta. Lascia Anna. Questa è la perfetta. Fino alla fine della 8. E l'ultima? Molto bene.
sollevo 10 kg da qui. Vai, vai, vai. E torni su. Benissimo, adesso anche tu la testa. La testa segue la schiena, ok? Quindi comincia, mandi il culo indietro e poi torni su. Troppo gambe piegate, non è uno squat. Stai piegando troppo le gambe. Manda il culo all'indietro, gambe tese, 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 sei scesa troppo. Tese significa proprio questo, Anna. Questo. Guarda, vedi le gambe? Le gambe non si piegano, le gambe si piegano da qui in poi leggermente, ma proprio perché se no non riesco a piegarmi in due, ok? Ma se no è tutto quanto con la parte dietro e questo va giù così. Ok? Vai. Passa vicino le cosce. Su. Bruttissima questa cosa. Vai. La schiena dritta. Schiena dritta e torna su. Vai giù. Prendi la schiena dritta, vai passare vicino. Punta all'indietro, schiena dritta. Pensa di mandare il culo verso l'alto, Anna. Così. Bene, però guarda dove ti è passato il bilanciere. Il bilanciere non passa qua. Il bilanciere fa questo. Sì? Adesso piega leggermente e poi torna su. La zona lombare non può stare così, ti fai male. Questo. Dai, ultimo. Basta. C'hai una fretta del torna su. Perché ti pesava, immagino, però non avessi fretta. Che cosa affondi che facciamo con i manubri, ok? Che te li metti a destra e a sinistra sì. Non con i bilancieri, lo farete con questi, li tenete, poi su, qual è la gamba che spinge? No, qui sta un minimo di aiuto te lo dà con la punta, ma voi dovete concentrare tutto qua e torna su, giù, spingo forte verso l'alto. Adesso facciamo qua, spingo, non questo, salti. dovete stare attenti a tenere il ginocchio controllato, ok? E su, In questo modo. Adesso li facciamo. senza appoggiare dietro, rimanete sempre qua, su, ok? Spingo verso l'alto, ginocchio da controllare e schiena non devo stare così, ok? Su, concentro qua e bam! Queste stanno giù morte e te la diversi. Provate, allora, Piego sulla gamba destra, 12 e a terra spingo. 12 e 8, no, non so se ve lo vuole fare Su, uno. tiro su, a terra spingo. Con uno o con due? Io perché ho pensato con due qua, no, uno. No, allora. uno. Ah, Fai uno. 8 Anna. Così. O così o laterale. Con quella apposta. Su quello apposta. Apposta che faccio tutto. Quindi con uno facciamo. Ok, 8 è tuo Anna. Quindi questa sta davanti, voi lo tenete con la mano esatto. Quindi così stai, perfetto. Dietro, esatto, non troppo su, non troppo dietro, scusa. Un po' più avanti, appena, esatto, bravo. E torno su. Dopo cambi mano, però no. Esplosivo. Vai. Dopo 25 qua. No. Torni dietro e la volta successiva lo fai con la testa. Non appoggiare il Girarti ginocchio, troppo con le appoggiate, spalle. esatto, e torna su. Senza appoggiarlo il ginocchio dietro. No, appoggiandolo. Appoggiandolo? Ok. Sì. Non vedi che te pesa? Ma io lo prendo così, è più comodo se Prendilo così. lo abbracci. E fate questo. Da qui, quando scendete giù, è sempre lo stesso principio degli stacchi e dello squat. Prima di andare giù devo prendere aria, perché devo bloccare qui e per la schiena. Prendo aria. Ok? Quando vado giù non fate questo col ginocchio, ok? Andate giù, pam, e veloce risalite. Partiamo con 8 e 8 e poi dopo vediamo. Ok? E su, e ritorni col piede vicino. Ok. No, senza alternare. 8 con la gamba e 8 con quell'altra. Io lo sto Su.
Su! Bravo! Esatto, brava Irene. Bravissima Ili, bravissima, l'unica cosa Ili, quando vai giù, la schiena sempre così, ok? E poi caschi e spingi. Quindi ragazzi, la cosa Che è sta lentezza, se va! avete cambiato? Cavacca del dormiti quando vai giù! Una volta già. Appena tocca il ginocchio vai su! Quando Lo so che è tempo di stronzo, per fare toccare il ginocchio e per fa 8, perché senza toccare il 6. quando atterro io non devo fare questo. E spingo. Ma deve Anche tu essere le proprio ultime, Valentina, atterro spingo. Quindi appena tocco per terra, le boom, prossime, fatta tutto. tra una gamba e l'altra di due Ok, però perché è meglio farle più veloci che farle così affaticate. Quindi fate una gamba, recuperate e fate l'altra. Perché sennò l'ultima è Bravo, ok, lentissima. una Non ha vita senso. sola. E stasera letto presto per forza, in matematica. Vedete questo? Bravi, bravi! Concentrate tutta la forza sulla gamba che sta per E quindi Simone. Poi recuperate, non passate alla gamba, recuperate perché Ok, allora ragazzi, chi è che esatto, inizia? lasciate il peso, recuperate Ok, il voi secondo. che sono i bastoni dite come? Anche io lo faccio perché sennò se la lento troppo quindi lo faccio sempre Dopo così. che sbagliate, capito? Dovete tenervi, cioè ci dobbiamo mettere a questa distanza, ok? Ci mettiamo un pochino più bassi, ragazzi. Sì, ci mettiamo un pochino più bassi, così. Oddio, forse tu vai un pochetto più su, e anche più mani. Ancora? Ok, fermi, non balzate, mi raccomando, tenete a questa altezza, voi vi mettete qui e saltate. No, li seguite. Come fate? Li seguite, sì. Ire, vieni qua. Bravissima, perfetto, questo non ce la fai. Non è foglio. Puoi fare un saltello piccolo in mezzo, lo puoi fare. Sì, è questo. Ma infatti Ire è troppo alto. Vai, vai, continua, allora. Vai. Subito. Vai. Passiamo. Benissimo. Oh, voi avete fatto una serie. Quanto c'hai di recupero? Vai. No, aspetta, scambiatevi, qualcuno che fa pallone. Dai, tanto devo fare tutto qua, No, non fate gli sciocchi a me perché sennò vi verrà un piede sulla faccia. Vai, andiamo. Ok, facciamo così, vai. Sì. Bene, tira sulle ginocchia, no. Ancora? Dai, ti do la. Dobbiamo alzare un pochetto. Vai. Ok, dai, allora un pochetto più in alto. Vai, va bene, andiamo. Sì, su questa è molto meglio. Su questa gamba? Vuol dire che è più forte la sinistra. Riposate sempre. Questa spinta è molto meglio. Questa la fa più fatica. Blocchi un attimo e poi